quanta gente ci sta. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, la domanda è molto semplice: cosa c'è di difficile nel comprendere questa proposizione elementare? L'Iran non può avere l'atomica, non può avere una bomba nucleare. Come diciamo lo deve spiegare in primis il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che lo sta ripetendo in queste ore in tutte le salse, in tutti i consessi, ai pacifinti di sinistra e ahimè anche ad alcuni pacifinti di destra, che sono molto diversi da diciamo coloro che perseguono effettivamente una pace, perché la pace prevede il fatto che si possa realizzare concretamente. E per esempio in Medio Oriente la pace prevede che un regime nazi islamico che teorizza la cancellazione dello Stato ebraico non abbia l'atomica. E Trump come dire, non solo ne ha fatto il baricentro del suo primo mandato, quando ritirò gli Stati Uniti dal folle accordo che Barack Obama aveva intrapreso con gli Ayatollah, anche in conseguenza di pressione di una lobby filo-iraniana ben incistata nel Partito Democratico, e lo sta ribadendo appunto in queste ore. Leggiamo solo l'esternazione più diciamo apodittica del presidente americano. America First significa tante grandi cose, incluso il fatto che l'Iran non può avere un'arma nucleare. Rendiamo l'America di nuovo grande, e qui noi potremmo aggiungere l'Occidente di nuovo grande. Ma perché è interessante questo post? Perché salda i due elementi, diciamo, chiave della sua postura politica. Qualcuno grande non vuol dire isolazionismo tout court, non vuol dire rinchiudersi nel paese tout court, disinteressarsi del mondo tout court. All'opposto vuol dire non c'è grandezza dell'America senza presidio della sua potenza, che è anche potenza globale imperiale. Vuol dire, come Trump sta tentando da quando si è insediato, in primis con la politica dei dazi, di rianimare il tessuto economico concreto, reale, industriale dell'America e dell'Occidente, per dedicarsi alla pace e alla prosperità. Se qualche attore impedisce questo piano, si oppone a questo piano, costituisce una minaccia esistenziale, l'America se ne deve occupare. Questa è la posizione di Trump. Non è uno che sovraespone l'America nel mondo con interventismi diciamo massivi e a volte scomposti, come a volte è successo in passato a suo giudizio, ma non è uno che la ritira tout court. E infatti in queste ore ha assestato degli sganassoni a pezzi del mondo MAGA, diciamo evidentemente a suo giudizio fuori controllo, per esempio il giornalista Tucker Carlson, contro cui ha postato espressamente e ha detto: qualcuno per favore spieghi al bizzarro Carlson che l'Iran non può avere un'arma nucleare, quando poi dei giornalisti gli hanno sottoposto dichiarazioni in realtà datate di Tulsi Gabbard, che lui ha messo a capo dei servizi americani, secondo cui l'Iran non stava arrivando all'atomica. Trump ha risposto: non mi interessa cosa pensa, ci stava arrivando, non ci può arrivare. Tant'è che la stessa Gabbard in questi minuti si è allineata, ha detto che non c'è nessuna, diciamo, distonia tra la sua posizione e quella del presidente. E perché, voglio dire, è un'autoevidenza questa frase? Perché dobbiamo realizzare che paese è l'Iran, l'Iran degli Ayatollah. Cosa esprime l'Iran? L'Iran dal 1979, quando Khomeini instaura la Repubblica Islamica, è un attore per definizione terrorista, perché punta all'esportazione della rivoluzione islamica stessa nella sua versione sciita,
da subito si dichiara come proprio obiettivo quello di cancellare Israele, tant'è che costruisce Hezbollah, che è una creatura tutta iraniana, e poi più avanti arriverà a eterodirigere anche Hamas, nonostante appunto Hamas sia sunnita, ma perché la priorità è cancellare lo Stato degli ebrei, cioè la priorità del dottor Goebbels, per capirci. Da subito l'Iran degli Ayatollah ha definito l'America il grande Satana, e per esteso la cultura occidentale. È pieno di dichiarazioni sia di Khomeini che più recenti di Ali Khamenei sul fatto che l'Occidente è il nemico, è una cultura infetta, è una cultura infedele, e noi vogliamo che questi signori abbiano capacità nucleari? Ma è evidente che è una follia anche perché l'Iran è da lustri almeno l'architetto più robusto di certo terrore medio orientale. Aveva costruito la sua piovra, Hezbollah, Hamas, gli Houthi che minacciano il commercio e quindi sì, la pace e la prosperità globale. La stessa Siria di Assad era un puntello della mezzaluna sciita nell'ottica di Teheran. Ecco, allora uno stato del genere, con priorità politiche, ma dal loro punto di vista diciamo millenaristiche, religiose, di rivoluzione apocalittica islamica, può mai possedere la bomba atomica? Beh, per chiunque sia compulsuri, radicato nella cultura occidentale, affezionato alle libertà minime, tra cui quella diciamo fisica di sopravvivenza in primis degli ebrei, chiunque non può non vedere che la risposta è nella domanda. Io non so cosa ci sia di difficile da capire, ma Trump è il contrario di un guerrafondaio, è uno che vuole farla finita con le guerre inflazionate e che vuole ricostruire pace, prosperità, benessere in Occidente, è uno che non vuole che un gruppo di sanguinari assassini totalitari islamici come gli Ayatollah abbiano l'atomica. In queste ore ci sta dicendo che farà di tutto perché questo non accada, anche in prima persona, e noi non possiamo che condividere questo suo imperativo. Grazie a tutti e a domattina. Tra un manifesto e lo specchio